Ci troviamo alla vigilia delle ferie estive, tutti ancora indaffarati negli ultimi preparativi. E chi ti incontriamo? Maurizio Casagrande. Parte questa nuova puntata di Fiesta TV. Ed eccoci qui amici con Maurizio Casagrande, ben trovato. Ben trovata, bentornata. Ah, ma non era qua che ci siamo visti? No, non era qui. Che ti aspettavo, ho detto ma quando arriva? Quando arriva? No, vabbè, serio. Sono arrivata. Non possiamo dire che siamo proprio on the beach, però è abbastanza estate qui, no? Un caldo, diciamo, versione estiva. Sì, on the fornacell, possiamo dire on the fornacell. Veramente on the fornacell, ma quanti gradi saranno fuori? Guarda, ma siamo scesi dall'auto 36, quindi credo che saranno 36 ancora. 36 gradi. Bene, ma invece dimmi. Come dicono, la percezione per la altissima percentuale di umidità nell'aria, la percezione è 40 gradi. 40 gradi, ecco bene. Invece qual è la versione estiva di Maurizio Casagrande? Come Maurizio d'estate? Sudato, come tutti. Però io sto molto bene d'estate perché sono un animale a sangue caldo, evidentemente, per cui o a sangue freddo che ha bisogno di essere scaldato. Comunque a me il caldo non mi fa male. Ah, meno male. Mi mette molto di buon umore, detesto l'inverno. Vantaggio. Sì, mi piace il caldo. Certo, quando è come oggi che diciamo un pochino esagerato, qualche piccola sofferenza la faccio anche. Inizia a sentire abbastanza. E invece stasera cosa ci regalerai? Raccontaci un po'. Stasera faccio uno spettacolo che si chiama La musica mi gira intorno, e la E in partenza perché secondo me tutti gli spettacoli sono il seguito di qualcos'altro, e quindi si chiama E la musica mi gira intorno, che è un percorso di vita di un signore che fa degli spettacoli che si chiama Maurizio Casagrande, che questa volta però ha detto ma perché fare uno spettacolo nuovo, perché non fare uno spettacolo che guardi dietro, e quindi ho fatto uno spettacolo in cui col pretesto che ho letto una frase da qualche parte, questa frase dice un uomo senza passato è un uomo che non ha futuro, ho in qualche modo costruito quindi uno spettacolo di Maurizio Casagrande preoccupato di questa cosa, che deve ricostruire il suo passato perché vuole il futuro. Un uomo che non ha passato è un uomo che non ha futuro. È una bella frase, ma a me mi ha fatto mettere una paura di pazzo, perché io sono uno smemorato, io non mi ricordo niente. Allora ho detto ma com'è, se io non mi ricordo il passato non finisco qui? È finito? Allora ho detto no, facciamo una cosa, ricostruiamo. E ma come si fa a ricostruire? E ho scoperto che le canzoni mi possono aiutare, ed ecco il motivo di questa serata. Vi spiego meglio. Voi avete presente quello strumento che si usava qualche anno fa con la monetina, il jukebox? Qualcuno se lo ricorderà, no? Mica sono tutto guaglione, ci sarà qualcuno più grandicello di te. Il jukebox. Ebbene, il jukebox, mettevi la monetina, c'era una canzone, questa, premevi un numeretto, usciva una canzone e la ascoltavi. Ecco, questa è la band e il jukebox. Pensate come sono guaiati, che brutto jukebox che mi ha già portato. E vi spiego un attimo il meccanismo dello spettacolo, è più facile a far vedere, ma fai una cosa, con la tastiera, no? Improvvisami qualunque cosa ti viene in mente e vediamo che cosa mi ricorda. Una cosa adatta alla serata? Bianco Natale, ma gente che sono sceme, una banda è scema, non è una band musicale. Ritorno al passato, ma in che modo? Dato che sono smemorato, c'è un solo modo per ricordarsi le cose, che poi è vero perché a me mi viene in mente, come penso a tanti, i momenti della mia vita sono legati quasi sempre a una canzone. C'è qualcosa di una canzone che mi ricorda un momento, una persona, un determinato attimo della mia vita. Allora ho ricostruito un percorso che va dagli anni 50, quando mia madre e mio padre si conoscevano e quindi cominciavano a progettare Maurizio Casagrande, e poi l'hanno prodotto, messo in produzione, sfornato e poi sguinzagliato nel mondo, e dagli anni 50 fino ai giorni nostri è tutto un percorso fatto con le canzoni. C'è un momento nel quale suono addirittura la batteria, negli anni in cui io ero musicista, quindi racconto quegli anni. Percorso di vita. Andiamo avanti, fammi qualcosa di più divertente, più allegro, più, capito, più giovane. Ti amo, più giovane. No, visto non esce, ma è proprio deficiente. Vabbè, comunque, vabbè. Vi ricordate Umberto Tozzi, ti amo? Questo me la ricordo perché mi evoca un momento dolcissimo della mia vita, perché è il mio primo bacio con una bambina
con la ragazzina, insomma, ero un bambino anch'io, quindi niente pedofilia, c'è ben chiaro, era una bambina perché lo ero anch'io, camminavamo per finalmente decidiamo di darci un bacio e ce lo diamo. Allora io confuso, mi girava tutto, così alla fine del bacio ci stacchiamo, le labbra umide, il cuore che mi batteva all'impazzata e la bambina che dice: come lo chiamiamo? E tua mamma chiama bacio. No, dico il bambino che nascerà, come lo chiamiamo? E mamma mia, con un bacio? Sì, ma io non ho messo la lingua. Ah vabbè, allora non sono incinta, per ricetta la bambina e se ne andò. Capite? Cominciamo il mio rapporto difficile con le donne. E invece, poiché appunto è estate, siamo in un centro qui commerciale, cosa non deve mancare nella borsa di un vacanziere? Io dico sempre un libro, sembra noiosa come cosa, ma E invece no. un libro è un compagno meraviglioso. Ci sono dei libri che sono legati a delle estati, io mi ricordo l'estate per il libro o viceversa. Quindi musica, perfetto. Perfetto, non fosse il mio. Musica l'abbiamo fermata, questa Zanzara è il mio Ho la stessa suoneria. Sì, perché siamo musicali e musicisti, hai capito? Però io sono più bellino di te. Eh sì, no, lo devo dire. Sì. 9 mesi dopo la nascita di quella prima molecola, sono venuto al mondo io! Facevo proprio l'ovazione, e l'ovazione è avvenuta all'epoca, capa e necessario l'ovazione, grazie. E quindi praticamente niente, che deve mancare? Non deve mancare un buon libro nella borsa, poi non bisogna portarsi i problemi, te li devi lasciare a casa, io sono bravissimo in questo, quando riesco a ritagliarmi anche 3-4 giorni di vacanza, sono vacanza, dimentico e basta. proprio il mondo e i problemi, e un po' di soldi perché servono, che altro si può portare? Qualcosa da bere di fresco? Quando esci dalla pancia della mamma cominciano i problemi. Il freddo, la luce accecante, sto rumore, poi ti prendono per le gambe a testa in giù, ti mettono 2 dita in canna, ti tagliano il cordone, ti schiaffeggiano, ti lavano, insomma comincia una vita in merda. Pensateci, è così, noi non ce lo ricordiamo per fortuna, ma poi ti danno in bocca quella cosa calda, la tetta. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Bevete più latte, prodotto italiano, è il meglio sovrano di tutte le età. Il primo anno di vita dimostra senza ombra di dubbio che veramente siamo tutti uguali. Non ci sta nord e sud, bianco e nero, maschi e femmine. Stanno tutti uguali a rincorrere una sola cosa, una zizza. Così è. Ma secondo voi è grave che a 50 anni ancora sto facendo questo? No. E poi degli amici. Gli amici te li devi Fondamentali. portare, sì, te li devi portare dietro. Secondo me sì. A me la vacanza è bella fatta con gli amici. Tu mi piaci di più. Oh no, È cara, non cambiare anche tu. è dolce, Non tagliarti i capelli, non truccarti di più. ah sì. Negli anni 50 corteggiare una donna era come partecipare a un concorso, ma che almeno non ci stavano i raccomandati. Vinceva chi aveva più costanza, dolcezza ed educazione. Tutte cose da altri tempi. Oh no, Cara, resta sempre così, bella, col musetto pulito, ah sì. col tuo nome menù. La più bella sei tu, Elegante, spettinata così. ah sì. Buonanotte Lenù. Buone vacanze, vogliamo fare un saluto estivo ai nostri amici di Fiesta TV? Allora, ragazzi, non vi squagliate, sudate tanto, ma la sera rinfrescatevi, divertitevi, fate cose belle, anche l'amore, cose belle, divertitevi, passate una bella estate, non pensate solo ai problemi, perché i problemi ci sono, ma diventano enormi quando diventano l'unica cosa della vita. E Molto chiudiamo bene. con la sigla di Zanzara Zanzara. Zanzara. Bevete più là, bevete più là, bevete più là.